Inizia il 17 giugno, una delle fasi più delicate per la realizzazione della linea 3 del tram, quella che riguarda Volta Barozzo. Completati i lavori preliminari con lo spostamento delle linee dell'acqua e del gas lungo via Piovese, infatti, ora si cominciano a costruire le corsie vere e proprie, con binari e fermate. Lavoreremo dal 17 giugno, inizierà la fase di cantierizzazione del tratto di via Piovese fra via Nani e via Zeno. È il tratto un po' più complicato perché è quello più stretto e dove ci sarà una sola corsia del tram perché l'altra sarà interna. Lavori che si svolgeranno durante l'estate proprio per sfruttare il calo del traffico. Il tratto fino al capolinea infatti è stato rimandato a un momento successivo perché lì la strada è più larga e il traffico più gestibile. Importante sottolineare che per chi dalla tangenziale andrà verso il centro non ci saranno modifiche alla viabilità. Volta Barozzo sarà sempre transitabile per chi arriva da fuori e va verso il centro, quindi non ci sarà nessuna deviazione per questo tipo di viabilità. Modifiche invece, in base all'andamento dei cantieri, ci saranno per chi percorrerà via Piovese in uscita dalla città. Anche qui però il cantiere chiuderà prima dell'inizio delle scuole. Infine il nuovo ponte. Il cantiere di montaggio non ha niente in comune con i lavori che abbiamo descritto lungo via Piovese, ma quando verrà posato sul fiume, in gergo quando sarà varato, sarà un'operazione spettacolare. Che verrà varato, cioè spinto tra una sponda e l'altra nel corso dell'estate, anche qui prima dell'avvio delle scuole. Stiamo adesso individuando il periodo esatto. Da allora ancora qualche mese per allestire i binari sopra il ponte, ma tutto si concluderà entro la fine dell'anno.